ogni giorno spero che stasera antica ritrovi slancio, forza e voglia di volare, sempre qui in alto di sta miseria che tanti figli soffre ancora come a mia. Buongiorno da Giovanni e benvenuto sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna. Oggi vi voglio fare vedere come si va a impollinare la zucchina dei tenerumi o la zucchina serpente o la zucchina questa qua siciliana. Guardate questa qua, questa pianta ora è pianta, era una piantina che era nata, ho lavorato il terreno quando ho fatto con la motozappa fuori, che ho seminato le fave e le patate. Casomai potete trovare video sul mio canale. Insomma, c'era questa piccola piantina, era un peccato visto anche con il freddo che ora ovviamente non è più pericolo, e mi è venuto in mente di metterla qui in serie. Sto facendo la prova, però sto vedendo che sta andando magnificamente avanti, e come stavo dicendo è un peccato che l'ho messa qua, e come state vedendo sta crescendo magnificamente. Sto facendo la prova per farvi vedere che anche la zucchina siciliana, se volete, la potete mettere anche in sera. E ovviamente qui ho qualche pianta di pomodoro, piano piano stanno crescendo, e oggi voglio fare vedere l'impollinazione, visto che diciamo insetti non ce ne sono dentro qui in sera, perciò la zucchina può andare, diciamo, non viene impollinata e poi muore. Per esempio come questa qua non lo so se sta andando avanti. Io l'ho impollinato con un fiore ovviamente che non so se era maturo il polline, perché non è che c'è fuori. Io ho la pianta che ho fatto anche un video, e c'era il fiore, solo che non era aperto, era ovviamente con il freddo, però qui come potete vedere con il caldo si è aperto questo qua, e questo è il fiore maschile. State vedendo, questo è il fiore maschile che ora vi farò vedere come andrò a impollinare. Già il fiore e già la zucchina già è pronta per ricevere, diciamo, il polline. Oggi siamo il 15 di dicembre del 2024, e oggi c'è una temperatura da 11 gradi, la minima è 4. Insomma, le temperature stanno salendo e si abbassano, però queste temperature all'inizio 18, 20, 16, 17, questa qua. E qui in sera già c'è una temperatura di 15 gradi. Guardate che ora vi la farò vedere. Vedendo 15 gradi quasi. Ovviamente qualche grado in più mantiene, qualche grado in più, diciamo, si mantiene rispetto a fuori. Io la sera ora è aperta, perché finestra è aperta per fare leggere l'aria, poi 2 ore, un'ora e mezza prima che il sole tramonta, diciamo, e chiudo la sera, così resta qualche grado in più che poi viene consumato ovviamente di sera, la notte, che poi si abbassa un pochettino. E come potete vedere la zucchina sta andando avanti. Ora vi farò vedere come andrò a impollinare. Ripeto, perché sto dicendo, siccome qua insetti non ce ne sono, perciò se non viene impollinata la nostra zucchina siciliana o la zucchina dei tenerumi non andrà avanti. Ovviamente questa pianta è stata cimata, l'ho cimata, mi sembra dove? Qua, mi sembra qua. Ah no, è stata cimata qua, state vedendo? L'ho cimata qua, bassa, queste l'ho tolte, e di qua poi si è sviluppato, diciamo, il fusto che poi darà origine, queste laterali, alle zucchine. Come potete vedere, qua c'è la zucchina, uno qua, un'altra qua, un'altra qua. Insomma, piano piano la sto facendo arrampicare qua. Va bene, ora io mi avvicino con la telecamera e vi farò vedere che andrò a prendere, diciamo, questo fiore maschile, che già il polline già è pronto, e lo andrò a impollinare. Questa qua. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è di prendere il fiore maschile, come avete visto poco fa. State vedendo, questo è il fiore maschile, questo qua. Togliamo i petali, state vedendo, così, piano piano, senza far cadere il polline, così, state vedendo?
prendiamo questo e lo mettiamo qua, un po' lo strofiniamo, come potete vedere già si sta impregnando un pochettino il pistillo, diciamo, da polline, come vedete è diventato più giallo. Se noi vogliamo fare questo lo mettiamo così, state vedendo, e chiudiamo il fiore, e così già la zucchina già è stata imbollinata. Questa non lo so in questi giorni se è aperto, però ancora i fiori maschili non ce n'erano, perciò non si sa se è stata imbollinata o no, perché ovviamente sempre qualche insetto, la mosca, un moscerino, qualche coccinella entra e può darsi che l'ha imbollinata. C'era qualche fiore aperto, ma non era molto aperto, già non era insomma maturo, però ora vediamo. Ora questa qua io ho aspettato, diciamo, che si aprisse qualche fiore già completo, diciamo, come avete visto poco fa. E ora lo andiamo a fare, e così facendo già la zucchina è imbollinata. Questo lo possiamo fare anche in estate quando noi la andiamo a seminare, poi cresce, se no non vedete insetti, perché qua si mette un insetto piccolino e un pochettino lungo, sarà 2 mm, diciamo, se voi ci fate caso, però questo insomma il fiore non è che attira molto, diciamo, molti insetti imbollinatori. Va bene, allora io vi ho fatto vedere come si fa l'impollinazione, vi sto facendo vedere che la pianta sta crescendo magnificamente in serra, per chi la vuole seminare, ovviamente dove qui il clima abbiamo un clima mite, diciamo, e qua sta funzionando, perché abbiamo questa temperatura, diciamo, sopra i 10 gradi, però non lo so, nelle zone più rigide, diciamo, anche dentro serra, questa può funzionare, perché ovviamente io penso che la temperatura si abbassa, dove sto dicendo il clima è molto rigido, si abbassa, diciamo, di moltissimo rispetto a qui a noi in Sicilia, diciamo che abbiamo un clima mite. Si abbassa anche 5, 4 gradi, 3, anche può capitare anche 0 gradi, perché come è fuori può venire, se fuori per esempio è meno 2, qui la temperatura può arrivare anche a 0 gradi, questo non si sa. Insomma, e la zucchina non può crescere perché c'è freddo, si blocca, diciamo. E oggi vi sto facendo vedere che il risultato, poi casomai in futuro, quando sarà il momento che la zucchina cresce, alla speranza che cresce anche questa qua, questa può darsi che non è stata impollinata, come ho detto poco fa, che io l'ho impollinato con un fiore, però già era chiuso il fiore, però non lo so, per perdere la pedra ho fatto questo tentativo, e poi farò qualche aggiornamento. Di quanto ai tenerumi, però se voi mi state chiedendo anche questa domanda di tenerumi, non conviene prenderli perché non è che sono tanto molto teneri, diciamo, la pianta ormai si deve avere un clima buono, diciamo, per prendere in estate, per prendere i tenerumi, che sono più in vegetazione la pianta, volendo anche, ovviamente, se uno ha diverse piante, qualche foglia, diciamo, più tenera la può prendere, diciamo, per i tenerumi. Però io non li vado a prendere, come se potete vedere sono così le foglie. Casomai sul mio canale troverete diversi video, che ho fatto diversi video dalla semina, diciamo, al trapianto fino alla crescita e alla raccolta dei tenerumi e alla raccolta delle zucchine. Quando lasciamo, casomai alla fine del video vi metterò questo link del video, casomai ve lo vedete, diciamo. Va bene, allora io concludo il video, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale iscrivetevi, così quando carico un video sarete aggiornati. Un abbraccio a tutti da Giovanni, il giardino ai piedi da letta, ci vediamo nei prossimi video, una buona giornata.